Professor Motta, qual è nella scuola di oggi il ruolo dell'insegnante come figura educativa? Ma allora, da un po' di anni mi piace definire il ruolo del docente come un facilitatore, perché al di là della questione puramente didattica, noi dobbiamo appunto suddividere le attività in base a quelle che sono le competenze che effettivamente vogliamo che i nostri studenti raggiungano. Perciò non è solo una questione di andare ad insegnare qualcosa, ma proprio anche di personalizzare tutta la didattica in base alle singole esigenze. Al di là di questo, ovviamente, ci sono anche tutte le questioni legate alle problematiche che ovviamente i vari studenti possono avere su un piano personale, perciò dobbiamo ascoltare e diciamo che la password di questa nostra attività, di questo nostro ruolo è proprio l'abilità di ascoltare. Nel rapporto con gli studenti, qual è invece la cosa che vi gratifica di più e che vi fa dire ho fatto un buon lavoro? La cosa migliore è proprio vederli crescere, vedere dunque una loro evoluzione su un piano non solo puramente basato sui voti o sulle performance, ma è proprio la loro crescita personale, proprio vedere la loro curiosità che emerge piano piano, lezione dopo lezione, e più in generale vedere appunto che soprattutto qui alle superiori partono, che sono di fatto dei bambini, dei ragazzini, diventano degli adulti consapevoli e in grado anche di prendere delle decisioni importanti per la loro vita. Sul fronte della tecnologia invece sappiamo che cellulari, social riducono molto oggi la soglia di attenzione dei giovani. Qual è il vostro orientamento su questo, anche alla luce delle recenti disposizioni ministeriali? Sì, noi sicuramente abbiamo notato appunto che abbiamo dovuto di fatto rivoluzionare la didattica, adattandoci di fatto a questa soglia dell'attenzione che effettivamente è più ridotta rispetto alle generazioni precedenti. Questo però non vuol dire andare a eliminare, la soluzione non è di sicuro andare a bandire tutti gli strumenti tecnologici, perché gli strumenti tecnologici di fatto saranno il loro futuro anche all'interno del mondo lavorativo, perciò dovranno essere in grado di saperli gestire. Dunque il ruolo fondamentale che abbiamo noi come scuola è quello di far capire che dovranno utilizzare gli strumenti come uno strumento appunto, e dunque non essere passivi davanti a social piuttosto che PC e intelligenza artificiale, ma dovranno guidare l'intelligenza artificiale e utilizzarla a proprio vantaggio.